impegni, promesse, annunci, ma di concreto ancora nulla. È da decenni che i riflettori si accendono e poi, passata l'onda emotiva degli eventi tragici, improvvisamente si spengono. Un blackout totale. E così quel tracciato inadeguato, insidioso, pericoloso della 189, battezzato la strada della morte, continua inesorabilmente ad essere teatro di scene drammatiche. Le vittime cadute ormai non si contano più. Ora forse la prudenza è comunque d'obbligo, qualcosa comincia a muoversi. C'è la firma, anche se ci è voluto un anno, del governatore lombardo sul decreto dell'accordo di programma sancito tra la regione, le province di Palermo e Agrigento e l'ANAS. Nulla di serio ancora, per intenderci, perché siamo solo alla fase embrionale. Devono sapere tutti che non c'è neanche uno straccio di progetto da Agrigento fino all'Ercara Friddi. Dall'Ercara Friddi invece a Palermo già c'è il finanziamento. Quindi dobbiamo partire dallo zero assoluto. E da qui partiamo per dare finalmente qualche risposta concreta al territorio. C'è da chiedersi, la domanda nasce spontanea, cosa abbia fatto la classe politica agrigentina in tutti questi lunghissimi anni, scanditi da lutti, tragedie senza fine, che sia arrivato allora davvero il momento del risveglio, ma quello delle azioni. Ce lo auguriamo. Eugenio Dossi a livello territoriale, Raffaele Lombardo in ambito regionale e Giuseppe Ruvolo nelle sue vesti di deputato nazionale stanno dimostrando questa volta di volere fare sul serio. Il giorno 25 di novembre il viceministro Minisiti sarà ad Agrigento per incontrare coloro i quali hanno le responsabilità sia a livello provinciale che a livello parlamentare, per mettere a punto un suo programma. È la volta buona, assicura Ruvolo, lui ci crede e ci crede perché punta molto sul viceministro Misiti. Il viceministro Misiti peraltro viene dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché l'ha diretto per tanti anni, cioè quindi un uomo concreto, ma un uomo che conosce tutto il sistema viario italiano. E in tema di viabilità il deputato nazionale del PID è impegnato anche su un altro fronte, quello che riguarda il collegamento Gela-Castelvetrano, che attraversa ovviamente il territorio agrigentino. Sussiste già uno studio di fattibilità redatto dall'ANAS nel 2004. E ancora non c'è nessun finanziamento, si passa ora alla fase progettuale. In quella occasione il vice ministro Misiti esporrà quelle che sono le linee guida per arrivare a una programmazione, ma soprattutto a una realizzazione addirittura entro 2 anni.